Buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Buonasera. Sei anche qui stasera? Così sembra. C'eri già ieri? Lo so, Vabbè. la richiamata. Sulle manine a casa. E sarà una grande puntata questa sera. Ve lo prometto. Ogni giorno che passa mi piaci di più. Soprattutto mi piace pensare che tu come me non ti senti mai schiava del tempo e sai essere unica in ogni momento. E perché nei tuoi occhi rivedo me stesso e mi sento già libero da ogni complesso. Perché a te non importa di avere difetti, ma ti piaci lo stesso, anche per questo sei bella. Come fa? Come sei bella, come sei, voglio sentire voi, come sei bella, nella luce sottile del sole al mattino, rovistando con ordine nel tuo casino, quando fissi il tuo viso riflesso allo specchio e ti passi col dito sulle labbra al rossetto e mi piace guardarti che non te ne accorgi e spostare lo sguardo se poi tu mi guardi per non farti cadere nella timidezza, quello strano timore di non essere bella, nel sorriso rubato alla notte vedi come sei, mentre muovi le mani distratte vedi come sei bella, come sei bella. Dedicata a tutte le ascoltatrici all'ascolto, perché segui l'istinto più della ragione, perché sai perdonare ogni mia distrazione, perché sei naturale anche se stai tra la gente, non ti lasci confondere dalle apparenze, anche quando la vita ti rende insicura, anche quando nel cuore c'è un po' di paura, anche quando ti perdi nella tua incertezza, nella dolce amarezza, vedi come sei bella, come sei bella, come sei bella, come sei bella, forse non te l'aspettavi, ma sai, così bella io non ti ho vista mai, fa che sarai quella che sei. E adesso tutti con noi, come sei bella, come sei bella, sì lo sei, come sei bella, sì lo sei, come sei bella, 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 come sei bella. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, fotografie, richieste, saluti, e sarà una puntata molto particolare di Casa Peretti, perché nel primo tempo giocheremo, nel secondo andremo a conoscere un amico di Rete 7, un nuovo amico di Casa Peretti, Esatto. ma nel secondo tempo. Perché adesso? Perché adesso basta fare così, perché Paolo ha già capito che mi va la grafica del giochino in onda. Eccolo qua, in arrivo. E quindi faccio così, la Juanita mi porta qui le buste, perché stasera sarà completamente tutto stravolto. 378 4080 506 per giocare insieme a Casa Peretti. Potete portarvi a casa un buono ristorante, una sorpresa che ho nascosto all'interno dello zaino, un buono formaggio, un buono carburante oppure la spilletta. Metti pure sul palco, eccole qui. Queste sono le buste protagoniste del nostro giochino e adesso andiamo a rispondere al primo concorrente di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove? Enrico, sempre Mimmo da Torino. Buonasera signor Mimmo da Torino, buonasera. Ormai Grazie sai... per il signore, ma il signore sta in cielo. Il signore sta un po' ovunque. Mimmo,
volevo chiederti una cosa fondamentale, mio caro Mimmo. Vuoi provare a indovinare con 5 secondi o con 15 secondi il tuo brano? Lo sai che con 5 secondi con hai 2 15. possibilità, con 15 una sola. Con 15. Con Sì, 15. Vediamo, Mimmo non rischia. Questi sono i tuoi 15 secondi, Mimmo. In bocca al lupo. Eccolo. Viva il lupo. No, scusa. Eccola, ce l'hai? Wow. Ce l'hai già? Non ce l'ho, dico. Capito, la so già, avevo capito, la peccato so già. Mimmo, grazie per aver giocato con noi, un abbraccio fortissimo, Grazie a ciao. voi, ciao. Buona serata, Ciao, alla ciao prossima, Mimmo, ciao. Insomma, non era così difficile però, Ma neanche così non era facile. così difficile. Dai, insomma, Vabbè, Massimo io di leggo Cataldo, e Massimo lo di so, Cataldo. Enrico. 378 4080 506. Pronto? Chi sei e da Pronto. dove? Ciao Enrico, Buonasera, chi sei e da dove? sono Luciano da Brandizzo. Ciao Luciano da Brandizzo! Questa sera devo correre, quindi saltiamo come si dice, i convenevoli, si dice Sì, così. e- E dimmi se, Ciao, ciao. se provi a indovinare con 5 o con 15. No, facciamo con 15. Devi Dai. solo gentilmente abbassare a 0 il volume della TV, per cortesia, grazie. Aspettiamo, altrimenti devi abbassare a 0 il volume della TV. Luciano, Luciano, mi senti? Assolutamente sì. Ok, hai abbassato a 0 il volume della TV? Sì. Bravo, questi sono i tuoi 15 secondi. In bocca al lupo, eccolo. Luciano di Brandizzo! Facile. Luciano di Brandizzo! Luciano, abbassa a 0 il volume della TV, amico mio, se no abbiamo un ritorno. Mi senti? Ti sento, ti sento. Oh, qual è il titolo della canzone? Questa non è difficile. Niente? Grazie Luciano per aver giocato con noi. Ciao. Riprova, Ciao. ciao, Grazie, ciao, amico. buona serata. Non la sa. No, ma poi c'era molto, molto disturbo, non riesco a capire come mai avevo tutto questo rientro con il nostro amico Luciano. Altra telefonata per provare a portarsi a casa uno dei nostri premi oppure il premio sorpresa. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao, sono Simona da Torino. Ciao, Ciao. Simona, mi raccomando anche tu abbassa a 0 il volume della TV e dimmi se provi a Fatto. indovinare il brano con 5 o con 15 secondi. 15. 15. Simona, occhio perché arrivano i tuoi secondi e sono questi. Simona è famosissima, non mi deludere, Simona non mi deludere. Bella, bella. Sì, anche bella, sì. Ah no, il titolo, brava Simona. Bella. Brava Simona. Bravissima. E vai. vai. E il meno è fatto. E adesso dalla 1 alla 10, quale busta scegli? Quale? La 9. La busta numero 9. Oh, grazie alla mia Valletta di questa Ma sera. si figuri, Valletta, immagini. cantante, attrice, tutto ballerina. fare. Simona! La numero 9, proviamo. Ce l'ho già in mano la 9, è già qua. No, non ce lo puoi dire. È già qua la numero 9, Simona. Simona, guarda bene, ascoltami perché io ti invito a rigiocare domani perché c'è la faccina No! rossa. C'è la faccina No! rossa. Sì, purtroppo sì, Che purtroppo peccato. sì. Va bene, ci riproviamo domani. Questo è lo certo. spirito giusto. Grazie Simona, buona serata. Grazie ciao. a voi ragazzi, ciao, ciao, buona ciao. serata. Abbiamo ancora il tempo, sì, sono solo le 20:12, questa sera abbiamo ancora perché nel secondo tempo Lo so. ci sarà qua insieme Lo so, a noi non vedo Cico l'ora. Cicogna, un grande artista che ci racconterà di tante cose belle, un po' della sua vita, dei brani scritti, del progetti per il futuro, ma adesso andiamo a rispondere al telefono. Pronto? Chi sei e da dove?
Ciao Enrico, ciao Alessia, sono Massimo da Carmagnola. Ciao, Massimo, buonasera. buonasera Ale- Massimo. Alessia, sei splendida. Grazie, E io? grazie Massimo. Scusa, Tu meraviglioso. Mia moglie ti dirà che sei bellissimo e Ah. io dico meraviglioso. bravo. Provi a indovinare con 5 o con 15? Con 15. Con 15 Andiamo. secondi, eccoteli, i tuoi secondi. Li abbiamo avuti pure ospiti. Chi sono? Chi sono? La Non lo canzone. so. No. È facile, ma non il titolo mi sfugge. No? molto che facile. peccato, che peccato lo so. Massimo, che peccato. Grazie per aver Non giocato con noi. importa. Un Ciao, abbraccio un piacere. fortissimo a tutti voi, grazie. Massimo. Saluti a tutti, Grazie Alessia, ciao Enrico. Ciao. Ciao. Questa canzone è quasi come la mia sigla, infatti, dalle 20 alle volevo 21, questo solo 20, aiutarlo, però ma era... poi mi sgridi e quindi mi Ancora son una trattenuta. telefonata. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono Lori da Brandizzo. Ciao. Lori da Brandizzo, buonasera e benvenuta a Lucerna San Giovanni, benvenuti in Rete 7, con 5 o con 15? 15, dai. 15, nessuno che prova il 5 secondi per Non rischiare rischiano, un po'. non rischiano. E allora, eccoteli qui, i tuoi secondi. Ok. Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più. Sì, E ci quindi? siamo, qual è il titolo? I maschi. I maschi! Apoteosi in studio! Brava! Amica mia da Brandizzo! Guarda, sono rimaste 9 buste, a parte la 9, dimmi che numero vuoi, Facciamola 2. Facciamola 2, vediamo un po' la nostra amica Lori cosa può vincere questa sera. Lori, fammi un bel sorriso, stai sorridendo Lori? Ma non lo so, devo? Tu sorridi perché anche, Io sorrido quando sempre, arrivano le Enrico. facce rosse bisogna sorridere. Guarda caso, ma io ho il lanternino, lo sai. Avete la calamita per le facce rosse. 2 su 2. Porca miseria. Grazie. Guarda lì. Grazie. Riprova, noi siamo qua. Ciao. Ciao. Ok, ciao Alessia, ciao Ciao, Enrico, buona ciao. serata. Ciao. Io non voglio sospendere questo tempo finché non do un premio. Ci sono rimaste 3 facce rosse, 5 premi. Speriamo che Dai, la il terza- prossimo concorrente va bene. sia un po' più fortunato. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao Enrico, Marcello Elisa da Capri. Buonasera. Wow, ciao Marcello, ciao Elisa, Ciao ciao Alessia, Capri. ciao Enrico. Pronto? Sei pronto? Sono pronto, 15. 15, questi sono i tuoi 15. Facilissima. Di più. Qua andiamo in international proprio. Sì. With or without you. Bravissimo. Con la pronuncia giusta. Sì. Sì. Per favore, Ora. Fermi, silenzio. Sono rimaste 3 buste rosse, una busta a sorpresa e 4 premi. Non puoi deludermi. No. Perché l'ultima telefonata. Vediamo, anch'io. L'ultima Non mi voglio telefonata, vai. deludere. Vai. Vado sul 8. Mi suggeriscono 8. Oh, vediamo un po' se ti suggeriscono bene questa sera. E che bella serata! no, non E ci che credo. bella serata! C'è l'altra faccina Perché? rossa! Ale! Un'altra, no, ma cazzarola, cioè, no. ma non si può, vabbè. Non ci si arrende. Ha ragione tua mamma quando dice che ci sono troppe faccine rosse, te lo Ma, dico. ma ce ne 5, ma le avete prese tutte! Vabbè, ci sta. Alla prossima. Dai, Grazie. buona serata, ciao. Ciao. Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Ma incredibile. Allora, già questa sera il gioco era più corto. Mi hanno preso 3 faccine rosse su 3. Mia mamma tutte le volte che finisce la trasmissione mi sgrida perché ci sono troppe faccine rosse. Dai, una telefonata, ma Dai, l'ultima. ancora una, davvero l'ultima. Pronto? Chi sei da dove?
Ciao Enrico, ciao Alessio, sono Enzo da Torino. Ciao Enzo, ciao. Enzo da Torino, con Ciao. 5 o con 15 secondi? No, 5 poco, 15. 15, questi sono i tuoi 15 secondi, in bocca al lupo. Crepi. Ah, quante persone si sono conosciute con questo brano? Quante persone si sono innamorate con questo brano? Dal titolo? Non me lo ricordo proprio, sono sincero. Vabbè. Difficile. Grazie per aver giocato con noi. Un abbraccio, a domani. Ciao. Un abbraccio a voi, ciao, buona serata. ciao. Ciao. Dobbiamo velocemente, ma proprio velocemente aprire le buste perché altrimenti finisce questa sera il gioco qui perché abbiamo un secondo tempo tutto da vivere. Nella busta numero 10 c'era il buono formaggio del valore di 20 euro. Nella busta, numero 7 c'era la faccina rossa. Nella busta numero 6 avevamo il primo premio, quindi il buono ristorante Ravezzana del valore di 50 euro. Nella busta numero 5 c'era la spilletta. Nella busta numero 4 c'era l'altra faccina rossa. Nella busta numero 3, ora che roba, sembriamo una catena di montaggio. Nella busta numero 3 c'era il buono carburante e nella busta numero 1 questa sera c'era il premio sorpresa. Pubblicità e poi una parte di Casa Peiretti da non perdere, diversa dal solito, ma vi garantisco emozionante e bellissima, tra 2 minuti e mezzo. Bentornati per questa seconda parte di Casa Peiretti, per la prima volta qui, e spero che non sia la prima, nel senso che spero che ce ne siano tante altre, spero che non sia la prima l'ultima. Che non sia l'ultima. Che non sia né la prima né l'ultima. Cico Cicogna, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie Enrico, grazie e buonasera a tutti. Bellissimo averti qui, è bellissimo poter proporre la tua arte al mio pubblico. Iniziamo questo lungo viaggio attraverso la tua musica parlando di Massimo Troisi. Perché? Eh sì, perché recentemente l'ultimo brano che ho realizzato e pubblicato è quasi il più antico, non il più antico, ma insomma che ho scritto un bel po' di anni fa. Fammi capire, cioè Sì. noi adesso andremo a vedere, ad ascoltare il tuo ultimo brano, Sì. ma è stato scritto nel 1994. 94. Un giorno particolare di quel 94 perché? Esattamente, perché il 4 di giugno del 1994 purtroppo è venuto a mancare Massimo Troisi e io nella notte tra il 5 e il 6 di giugno mi sono ammalato quando lui è mancato. Non so se è stata una conseguenza, ma mi sono ammalato, sono rimasto a casa. Un mio amico napoletano che suonava il basso assieme a me in quel periodo mi disse: Cico, scrivi un pezzo per Massimo. Wow. E io l'ho preso in parola, mi sono messo lì e tutta la notte preso dalla temperatura. Aspetta che siamo andati torniamo subito. Eccoci. Preso dalla ok. temperatura ho scritto Hai scritto questo brano. Ho scritto questo brano. Io direi di dare spazio subito alla canzone, Sì. però prima di andarla a sentire mi incuriosisce molto anche il titolo. Perché la smorfia? Beh, la smorfia perché naturalmente Massimo Troisi faceva parte di questo trio comico che lo ha reso famoso, ma anche perché poi quando l'ho scritto ho immaginato la smorfia sul volto di milioni di persone che lo amavano e che sono rimaste male a sapere della sua scomparsa, ma anche la smorfia perché c'era la mimica nelle sue espressioni e in Certo. quelle del trio comico del quale faceva parte che traduceva non solo verbalmente ma anche proprio visivamente, quindi ecco nelle espressioni dei volti questo titolo mi sembrava il più adatto. Collaborazioni importanti in questo brano, anzi Sì. vogliamo fare dei ringraziamenti, dei saluti a... Beh, innanzitutto a Sandro Fiorio che è un grandissimo arrangiatore, musicista, compositore
che ha arrangiato il brano rispettandolo tantissimo, e poi Danilo Ballo, che è arrangiatore noto, arrangiatore da molti anni dei Pooh, che salutiamo naturalmente. Ciao Danilo, ma anche altri musicisti, la scuola di alto perfezionamento musicale di Saluzzo, il quartetto d'archi che ha contribuito, poi Mattia Barbieri alla batteria, Davide Liberti al contrabbasso, insomma un brano tutto da vedere e ascoltare, che adesso noi andiamo a godercelo, se per te va bene. Assolutamente. E quindi Paolo in regia, vai col brano. E qui inizia l'avventura. Mi sveglio e tengo a mente i sogni, e sono 3 che mi hanno colpito questa notte. Me li ricordo molto bene, scene limpide così strane, avranno senso di sicuro. Non ci ho mai creduto, ma stavolta ho voglia di tentare. Con la smorfia che trasforma i sogni in cifre da giocare. Mi gioco all'otto, i sogni in cifre sono 3, ma non ne azzecco neanche una. La buona sorte vede bene, ha visto me ed è fuggita sulla luna. Sto scherzando, te lo giuro, non ci credo alla sfortuna o alla fortuna. Trasformo i sogni in scene comiche, la smorfia è un trio di cabaret, e con la smorfia e frasi mimiche ho capito che se voglio posso avere quello che molti aspettano dal cielo, anziché cercarlo in sé. Oh yeah, da-da-dam, da-da-da-di-da-da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Adesso che ho girato l'ultimo mio film, io sto vivendo un sogno vero. La gente mi conosce e poi mi vuole bene. Ho realizzato il desiderio, ma c'è una smorfia sul tuo volto che non ride, è molto serio. Non t'arrabbiare, non essere triste. Scusatemi tutti se ho avuto un po' fretta di andare via, ma c'era bisogno di comici artisti in un posto dove la smorfia non sanno che cosa sia. Non sanno ridere, non sanno piangere, ma prima che vengano a vivere in terra glielo insegnerò.
Devo dire un brano da rivedere e riascoltare. Non mi basta una volta sola, quindi se i nostri amici a casa vogliono fare come me per rivederlo e riascoltarlo, cosa devono fare? Grazie, è soltanto andare sul mio canale YouTube, quindi digitare La Smorfia Cico Cicogna, perché il brano è disponibile solo lì, e quindi vi chiedo la cortesia, se vi piace, di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di commentare e condividere. La Smorfia Cico Cicogna, e questo è l'unico modo in cui lo si può vedere e ascoltare. Ecco, nel frattempo la nostra regia è andata subito a prendere il canale YouTube, così mi raccomando. Allora, grazie. Amici a casa, facciamo così: quei 113 pollici all'insù devono diventare almeno 200-250 di qua a fine canzone, a fine trasmissione, mi raccomando. Amici a casa, non potete deludere il Peiretti, e poi è un brano veramente bello. Cico, Grazie. Parliamo anche un po' di te. Tu fai musica da quanto tempo? Com'è nata la tua passione per la musica? Ma semplicemente ascoltando tantissima musica da che ero ragazzino, come tutti quando eravamo giovani noi, ma anche adesso i ragazzini fanno i gruppi, no? Certo. E ascoltando musica abbiamo messo insieme una prima band, facevamo solo brani strumentali. Però erano già nostri. Carina questa cosa. Esatto. Ecco, ad esempio c'è anche un articolo su Torino Oggi, dove vediamo insomma un po' di interviste, Sì. eccetera. Sì. Ma adesso però dobbiamo entrare un po' di più in questo progetto nuovo, o è partito quanto tempo fa? Ma già una decina d'anni. Una decina d'anni, perché Sì. hai voluto creare una cover band. Sì. Un tributo in realtà, un tributo al grandissimo Fabio Concato. L'idea Wow. in realtà nasce dal percussionista, mio carissimo amico Sandro Esposito, che dice: ma qui in giro si vedono un sacco di cover band, di tribute band, eccetera, su un sacco di artisti. Sempre solo Vasco, Ligabue. Bravissimo. Adesso anche qualche 883. Esatto. Ma c'è di più, Ma- c'è di più. Esatto, c'è anche un grandissimo cantautore che si chiama Fabio Concato, che noi abbiamo sempre amato, però in realtà non è che lo si trovi molto ad essere interpretato da altri. E quindi abbiamo detto: perché Concato no? E quindi questa band, questo progetto si chiama Perché Concato, e andiamo a spiegare perché Concato non è soltanto quei 2 o 3 brani famosi che tutti quanti conosciamo, che sono bellissimi, ma è anche un sacco di altre bellissime canzoni, bellissima poesia, bellissime armonie. Questo mi trovi d'accordo, perché tu lo sai che sono un fan appassionato proprio dei Pooh. Mhm. E quando vai in giro e senti solo quelle 3 o 4 o 5 o 6 ma c'è di più dietro ogni artista, davanti ai famosi lati A, ok? Il lato B a volte era più bello del lato A. Esatto. E quindi mi fa piacere che voi possiate rispolverare, chiamiamo, determinati brani, ed è molto bello. Ci sono degli autentici capolavori che non sono conosciuti, tant'è vero che quando andiamo a suonare ci sono a volte anche persone del pubblico non solo datate come me, come noi, che lo apprezzano da quegli anni, ma anche giovanissimi o giovani, che poi vanno a sentirsi ovviamente i brani che abbiamo presentato in quell'occasione e scoprono una bellezza infinita. E cosa succede questo venerdì? Questo venerdì Paolo, dovremmo avere la locandina di venerdì, vai! Grazie, il 10 luglio, e facciamo il repertorio di Fabio, perché Concato in concerto al Castello di Lucento alle ore 21:30. Prima si può andare a cenare, che è sempre una cosa buona, cioè, esattamente, uno con la panza piena ascolta la musica, cosa c'è di più bello? Finita la cena parte la musica, accompagnato dal grandissimo Nino Lapiana al pianoforte, bravissimo, Sandro Esposito alle percussioni e Roberto Chiriaco al basso e contrabbasso, tutti musicisti di altissimo livello. Io sono l'unico scarpone. No, nel senso che sono, diciamo, quello che meno fa la professione in effetti del musicista, mentre
loro lo fanno proprio. A proposito di Concato, adesso noi vogliamo farvi nella nostra maniera un omaggio cantando uno invece di questi lati A che parlavamo prima, forse la sua canzone più famosa, che è Fiore di Maggio. La cantiamo tutti insieme a casa, qui in regia, ovunque sia Fiore di Maggio. Sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera. Su quello scoglio il maggio è nato un fiore. E ti ricordi c'era un paese in festa, tutti ubriachi di canzoni di allegria, e pensavo che su quella sabbia forse sei nata tu, o a casa di mio fratello, non ricordo più. E ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato il piano e sei venuta giù, un passaggio da un gabbiano, ti ha posata su uno scoglio ed eri tu. Ma che bel sogno era, maggio e c'era caldo, noi sulla spiaggia pronto da aspettare, e tu che mi dicevi guarda su quel gabbiano, stammi vicino e tienimi la mano. e ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato il piano, sei venuta giù, Un passaggio da un gabbiano, ti ha posata su uno scoglio ed eri tu. tu che sei nata dove c'è sempre il sole, Sopra uno scoglio che ci si può tuffare, e quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera, su quello scoglio in maggio nasce un fiore. Che bello! Grazie Alessia, grazie. grazie a lui, grazie alla sua band, grazie a Grazie a te, Alessia. Concato. Beh, bellissimo, che Grazie. bel momento, e complimenti anche per la tua voce. Questo è ufficiale, so che oggi era impossibile, ma vorrei avervi qui un giorno, magari non in formazione completa perché non ci stiamo, però a fare una puntata tutta dedicata a Concato, pianoforte, magari chitarra, voce, sarebbe veramente un onore avervi qui per me. Anche per noi, quindi lo facciamo. Promesso. Andiamo adesso però a fare un salto indietro ancora un po' nel tempo, perché andremo a vedere una canzone che è nata in Covid, giusto? Mi raccontavi Sì, prima. sì. Spiegamela.
Sì, praticamente eravamo chiusi in casa, l'Italia era un po' sotto attacco a causa della pandemia, si diceva peste corna e sembra di fare una battuta dell'Italia, insomma, e come capita spesso ci consideriamo meno di quello che siamo noi italiani nel nostro paese. Allora ho pensato che sarebbe stato bello ricordare le cose belle che fanno grandi il nostro paese, senza voler essere naturalmente né populista né assumere posizioni, niente, semplicemente quello che sentivo di bello e di buono. Perché non siamo solo spaghetti e mandolino, non siamo solo spaghetti, siamo tanto altro noi italiani. Tante altre cose, e quindi era l'intenzione di far sì che si potesse mettere l'attenzione non solo sulle nostre negatività, ma sulle cose belle, sulle cose giuste, che sono tante. Ecco qual è la scelta. Metto l'attenzione su quella cosa brutta o metto l'attenzione su quest'altra che è molto bella e che ci dà forza e motivo di continuare a vivere? E quindi andiamo a vedere ed ascoltare la scelta. Niente di buono dall'informazione. Sembra la storia di sempre, costante confusione. Certo che abbiamo il progresso e grande innovazione, ma non si può dire lo stesso con la felicità delle persone. Non è originale questa canzone, assomiglia a qualcosa già visto, il ripetersi di una stagione. Zero politica nelle parole, non è neanche un po' intellettuale, nessuna attenta riflessione. Semplici accordi, tempo e melodia, facendo finta che sia la più bella che ci sia, per accorgerci che l'Italia è grande come un'idea e come riemergere dal fondo nonostante la marea. L'Italia è grande, cresce con noi, è come il sogno che realizzi solamente se lo vuoi. L'Italia è grande, è come te, è come accogliere, abbracciare, amare, unire attorno a sé. L'Italia è grande, è un'eredità, è uno stivale, è un golfo, è un'isola in un mare di civiltà. Il bel paese, la culla ideale, da dove iniziare a cambiare le cose, facendolo in modo leale. Una nuova civiltà già in via di formazione, e rinascere ancora più uniti in questa nostra splendida nazione. Semplici accordi, tempo e melodia, immaginando che sia la più bella che ci sia, e decidere che l'Italia è grande come un'idea, è come riemergere dal fondo nonostante la marea. L'Italia è grande, cresce con noi, è come il sogno che realizzi solamente se lo vuoi. L'Italia è grande, è come te, è come accogliere, abbracciare, amare, unire attorno a sé. L'Italia
E quindi, amici a casa, fate voi anche la scelta giusta questa sera, andate sul suo canale YouTube e mettete un bel mi piace, perché a parte il nostro fuoco che questa sera non so come mai ha deciso la telecamera di farci impazzire, vedi, però se vado su te, Cico, funziona tutto bene. Quando inquadro me la telecamera ho detto no, questa sera la telecamera non vuole. Comunque sia, andate sul sito, sul profilo YouTube e mettete un bel mi piace. Allora, sono sempre 117 ragazzi a casa, Ho capito che state guardando la puntata, quindi lo farete dopo, però mi raccomando. Sono aumentate un pochino. Sono aumentate? Sì, un pochino. Erano 107? Erano 113. Bravi! Raga, però di più, non potete deludere il Peiretti, anche perché adesso parliamo di un argomento che a me tocca abbastanza da vicino, il fumare. Esatto. Perché il prossimo video parla di questo, introducilo. Sì. 2 parole, nel senso che io sono proprio un antifumatore, ma ho vissuto in una famiglia di fumatori. E come hai fatto a resistere? Ho resistito. È difficile. E poi ho un sacco di amici, un po' di amici, non tutti, che hanno questa abitudine, per non dire che io direi vizio, no? Vizio. Allora, anziché, ho detto, devo scrivere una canzone. C'era un posto dove sentivo sempre odore di fumo e mi è venuta la frase piemontese, anche se non sono propriamente piemontese. Hai sempre spusat fum. Giusto. Hai sempre spusat fum, belle sì, no? Ok. E da lì ho detto, mi è venuto un ritornello e poi ho detto, devo scriverci una canzone. Il ritornello è rimasto in piemontese, tutto il resto del testo è in italiano. Dai. E spiega tutti i buoni motivi per cui è un fumatore dice a se stesso che è giusto fumare. Autoconvincendosi che sia giusto. Ecco perché si intitola così, è giusto che. Amici a casa, mettetevi comodi, alzate il volume della TV perché arriva È giusto che. Ma non mi di fumare. Dai, basta, poi sei puzza. Che non riesco a smettere. Mi piace fumare anche se non me lo potrei permettere. E l'amore che provo per te è come questo vizio, non riesco a smettere. E appena ne finisco una, ti perdo come perdo il fiato. E il mio cuore è come un mozzicone, rimane per terra schiacciato. Che nube di fumo sale dal soffitto, come dopo una festa. E se ti parlassi così senza filtro, poi dopo avrei un gran mal di testa. Ma in fondo mi piaci anche se mi fai male. In queste serate imperfette, questo amore animale che da consumare, come le sigarette. È giusto che io fumi perché la vita è grama, quest'ultimo piacere nessuno lo reclama. È giusto che io fumi, c'è scritto che mi uccide, ma è solo propaganda, il monopolio se la ride. È giusto che io fumi perché il mio nascondiglio, però quel mozzicone lo butto nel naviglio. È giusto che io fumi, non è una dipendenza, io basta che decida il giorno dopo stare senza. Spussa, fum, hai è sempre spussa, fum, bene sì, spussa, fum, hai è sempre spussa, fum. È giusto che io fumi perché la vita è bella, un tiro, un bel respiro e mi ritrovo su una stella. Mio nonno che fumava è morto a 90 anni, non è poi sempre vero che fumare arreca danni. È giusto che io fumi perché lo fanno in tanti, attori, atleti, critici, politici e cantanti, in mezzo ai miei compagni che sembrano già adulti. Respiro il loro fumo e se non fumo sono insulti. Spussa, fum, hai è sempre spussa, fum, bene sì, spussa, fum, hai è sempre spussa, fum. È giusto che io fumi, così divento grande, con l'autostima a palle, l'amor proprio che si espande. È giusto che io fumi perché è un gran bel piacere, se un altro dà fastidio che si affoghi in un bicchiere. Vietare che io fumi è proprio un'ingiustizia, le cicche per le strade sarà mica un'immondizia. È giusto che io fumi perché c'è libertà, ma è più libero chi fuma o chi non fuma, e chi lo sa? Boh. Che io
fumi anche se aspettiamo un figlio. Oppure smetto un po', lo partorisco e poi ripiglio. Così capisce presto che assieme al girotondo si rolla buon tabacco e non per questo casca il mondo. È giusto che io fumi, i polmoni sono i miei. Tu come gli altri con i tuoi fai tutto quel che vuoi. Se penso a quanto costa fumare tutti i giorni, è un bel investimento e non mi aspetto che ritorni. Lo so che se lo chiedo a qualcuno come me, che con il vizio fuma senza chiedersi perché, potrei sembrare strano e pare strano pure a me, ma l'unica risposta giusta è che sia giusto che hai è sempre spussat fum, bene sì, spussat fum, hai è sempre, 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 sempre spussat fum, hai è sempre spussat fum, bene sì, spussat fum, hai è sempre spussat fum. Beh, mi raccontavi che è uno di quei testi che è nato proprio così, di getto. Sì, viaggiando in metropolitana, a parte il ritornello che dice spusa fum, che mi girava in testa da un po' di tempo come melodia, poi tutto il resto del testo in rima, così, facendo un viaggio in metropolitana, l'ho scritto sul telefonino. Ma Nel giro spettacolo. di 20 minuti. Io sono proprio contento di questa puntata, anche perché ho conosciuto una persona meravigliosa, un grande Grazie. artista, e ho di fianco a me davvero un grande artista. Grazie. Per di più mi raccontavi che questa canzone è anche servita, nel senso, a qualche tuo amico. Ma un paio di persone mi hanno detto che ascoltando questa canzone hanno trovato la forza di provare a smettere di fumare, ci sono riuscite. Anche solo una persona. Quindi insomma, amici a casa che sarebbe magari valsa la pena. siete lì sul filo, smetto, andate sul profilo social di Cico Cicogna e ascoltatevi 7, 8, 10 volte di fila questo brano, che almeno così smettete di fumare. No, Speriamo. può succedere. E adesso pubblicità, 2 minuti e mezzo, poi torniamo qui con tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi. E allora andiamo a leggere tutto l'affetto dei nostri teleascoltatori. Non riusciremo a leggere tutti i messaggi perché il tempo è tiranno e siamo andati un po' oltre, però qualcuno lo leggiamo. Stasera avete un nuovo fans, il mio gatto Ginello. Un saluto da Simona da Valperga. Ciao Ginello, ciao, grazie. Ciao Ginello, benvenuto in famiglia. Assolutamente da fare una puntata con Cico e la sua tribute band Giordano da Cuneo. Ciao Giordano, vedi che Bene, la facciamo. Grazie, sempre Giordano. ospite d'eccellenza a Casa Peretti, bello il pezzo e timbro fantastico quello di Cico, Cicogna.g. Grazie Grazie davvero. Uno che si firma .g, però comunque sia bene. In effetti. Ciao Enrico, Marta e Cico Cicogna, lo sentivo dal vivo, lui è stato spettacolare, magnifico, un sogno che ti porta solo lui. Ciao Alex da Alessandria. Però Alex da Alessandria, Marta. Sempre ospiti di eccellenza a Casa Peretti, bello il pezzo, il timbro fantastico, quello abbiamo già letto. Regia, già sono tanti, non li ripetiamo perché altrimenti. Ciao Cico, copri bellissimo pezzo, quasi come l'altro che aspetta. Livio Cepe, Enrico, io Cicogna lo sentivo alla contea quando in Corso Sella ci si arrivava con le carrozze. Addirittura, Livio, abbi pazienza, ognuno. È colpa mia che non l'ho conosciuto prima. Buonasera Henry, potresti cantare Oggi sono io di Alex Britti, Lori da Brandizzo, va bene, la mettiamo in programma la prossima settimana? No, questa, forse già di questa, dai. Ricordo che domani sera qui con me Azzurra. Buonasera Casa Peretti, meravigliosi come sempre, ogni volta che gioco con voi vado sempre in tilt, ma sono felicissimo lo stesso del partecipare. Luciano di Brandizzo. Perdoniamo, ciao. Perché è molto più semplice quando uno gioca e vede gli altri giocare e uno poi al telefono. Ciao, siete strepitosi, potreste dedicare una canzone al mio caro patrigno Carlo De Visù, che mi ha sempre sostenuto nonostante tutto. Un abbraccio da Gigi. Ciao Gigi, va bene, la dedicheremo, faremo una canzone per lui, grazie. Casa Peretti, quando c'è Alessia, festa, bravi, Lilli Dorora. Ciao Lili.
Milena, grazie. Grazie Lilli, ciao Rorà, grazie mille. Ciao a tutti, piacere e saluti alla Magica Busca. Mi dedicate un balletto? Che siamo? Un balletto? Siamo un corpo. Ci lavoriamo. Un balletto, una canzone ti dedichiamo a un balletto. Ciao Enrico, ciao Alessia. Oggi come spesso mi accade, mi sa, accade un po' tutti, giornata pesante. Per fortuna arrivano le 20 e mi ascolto un po' di musica in relax. Grande Enrico, siamo con te. Meno male che c'è Casa Peretti. Yeah! Ciao, grazie. Ciao Roby 75. Come sei bella Casa Peretti. Grazie amici. Giovanni e Silvia d'Alessandria. Grazie a voi, grazie. Ciao Alessia, ciao Enrico, un caloroso saluto. Purtroppo non ce la facciamo più con sto caldo. Massimo da Venaria. È così, è estate. Non possiamo farci niente, Massimo. Dai. Ciao, mi piacerebbe ascoltare Io e te per altri giorni a vostra scelta. Grazie Milena, va bene, la mettiamo in programma una di queste sere. Grazie Milena. Poi che abbiamo, regia, vai. Ciao Enrico, ciao Alessia, vorrei richiedere un brano di un bravissimo autore che ho il forte sospetto tu conosca decisamente bene. L'autore sei proprio tu, potresti cantare Noemi, un mio brano? Grazie mille, buona serata. Maria da Torino, va bene, dai, te la canto domani o dopodomani. Finito già il tempo. E tutti i 100 messaggi? Vabbè, sono i miei. Grazie signore e signori, un applauso a Cico Cicogna, venerdì in concerto. Alessia Chelucci, buonasera, fantastica. a casa. Grazie Paolino, a tutti quanti una buona serata, ci vediamo domani sera qui con me Azzurra. Ciao, buona serata.